firmato oggi un protocollo d'intesa tra l'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna, e il Comune di Agrigento, grazie alla quale partiranno in piena sinergia istituzionale i progetti di pubblica utilità e di inclusione sociale. Il protocollo sigla un accordo che sancisce appunto una stretta collaborazione tra l'istituzione pubblica che è istituzionalmente demandata alla gestione di tutta l'esecuzione penale esterna e l'ente locale, in questo caso appunto rappresentato dal Comune, nella compartecipazione alla gestione di queste misure. È un momento molto importante per la comunità proprio perché segna l'avvio di questa stretta collaborazione e anche la possibilità che questi soggetti possano fare una forma di restituzione, restituiscano alla collettività, anche se in maniera ovviamente parziale, il danno che hanno cagionato. Ovviamente si sta parlando di soggetti che non hanno una condanna o reati efferati, ma reati di piccole entità, sono tutti soggetti che possono essere sottoposti alle sanzioni sostitutive della messa alla prova, quindi di una sospensione del procedimento penale in attesa appunto dell'esito positivo o negativo della sanzione, e appunto significa anche un deflazionamento anche del sistema giudiziario per quanto riguarda numericamente i processi che vengono praticamente svolti con una lungaggine burocratica non indifferente, e anche una deflazione per quanto riguarda il sovraffollamento degli istituti penitenziari. Vabbè, i benefici poi nel dettaglio li spiegherà il mio assessore Marco Vullo. Naturalmente è un passaggio importante poter finalmente utilizzare questi soggetti che sono in attesa di processo per essere impiegati quindi in dei lavori socialmente utili. Si parla di verde pubblico, si parla anche di ufficio tecnico, si parla anche di segnaletica. Io penso che una riabilitazione questi soggetti, prima ancora di un eventuale processo, è importante proprio perché si vuole naturalmente evitare che questi soggetti vengano in un certo modo sottoposti a processo, scusate il gioco di parole, ma principalmente anche per incominciare a dare un segnale alla nostra città e poter avere più personale che possa essere utilizzato proprio per le esigenze cittadine. Sostanzialmente questo è il frutto della sinergia dell'assessorato ai servizi sociali, dell'assessorato alle pari opportunità e con l'UEPE, con cui subito abbiamo trovato un'intesa nell'arrivare all'obiettivo. L'obiettivo di che cosa? Quello di recuperare attraverso azioni di pubblica utilità i soggetti o le persone, a me mi piace chiamarle persone, che possano attraverso il loro recupero donare alla città che cosa? Servizi. È un'importante opportunità che il Comune di Agrigento ha, è un'importante opportunità per la città, ma credo soprattutto che l'obiettivo principale sia l'opportunità che noi diamo a queste persone di arrivare qui al Comune di Agrigento, offrire il proprio servizio e rinascere da quell'errore che è stato commesso. Quindi è una bellezza oggi rappresentare, fare questo protocollo d'intesa, perché vuol dire che andiamo avanti verso quella direzione di opportunità, che è quello che ci siamo detti in passato, cioè nessuno deve rimanere solo, nessuno deve rimanere indietro. Questo fa parte di questo contesto e quindi siamo grati all'UEPE, alla sua direttrice, perché ci dà oggi, attraverso questa sinergia, l'opportunità di restituire dignità a queste persone, ma soprattutto di offrire un servizio utile per la città. Questo protocollo d'intesa è importante, finalmente arriva questa giornata che proprio lo sigla, dopo una serie di confronti e di incontri in sinergia con l'assessore alle politiche sociali Marco Vullo e con la dottoressa Miraglia, direttrice dell'UEPE. È importante perché c'è stato un lavoro di squadra che tende a mettere in risalto quello che è l'articolo 27 della Costituzione del comma 3. Le pene, i trattamenti devono essere sempre mai contro l'umanità e devono tendere tutti alla rieducazione. In questo caso ci occupiamo di esecuzioni esterne, quindi di persone che compiono piccoli reati, svariati e piccoli, hanno una pena condizionale sospesa, quindi anziché scontare la pena svolgono dei lavori socialmente utili. Quindi questo può essere per il Comune una cosa molto importante, perché possono dare l'immagine di coloro che si occupano di determinati settori, che verranno i lavori programmati in base alle competenze di queste persone. Può essere il decoro urbano, può essere la segnaletica stradale, questo poi verrà visto
in base ai soggetti che devono scontare questa pena attraverso i lavori socialmente utili.